C'era poca conoscenza del mondo paralimpico qui in Italia, quindi ho detto bisogna fare qualcosa per dare il giusto merito a queste persone perché si impegnano molto. È stato subito un amore a prima vista. Questo sport, soprattutto abbinato alla montagna, insegna alle persone a sapere impegnarsi e superare le difficoltà. I momenti di silenzio e di meditazione li ho sempre vissuti prima della competizione, dove ti concentri, vai a ripassare un po' il percorso, immaginare già la gara prima di farla. Anch'io ho vissuto momenti di difficoltà a causa dell'incidente che ho avuto, una frattura alla tibia. La cosa più importante che avevo in mente in quel momento non era tanto l'infortunio che avevo subito, ma il desiderio di diventare maestro di sci. Difatti sono riuscito a fare gli esami in breve tempo, quindi ho avuto anche l'opportunità di diventare maestro di sci e allenatore di sci alpino. Ho fondato un'associazione sportiva assieme a degli amici e persone care, bambini e ragazzi e anche adulti normodotati che sciano con le persone con disabilità insieme. Ad esempio ragazzi oramai normodotati che guidano ragazzi ipovedenti, non vedenti. Quello che potrebbe essere la diversità va a sparire. Brinderei con il gruppo dell'associazione, brinderei con mia moglie che è la presidente dell'associazione che mi ha sempre spronato, mi ha sempre dato fiducia in me stesso, quindi brinderei con loro.